Inaugurato oggi a Castrofilippo il campo polivalente coperto dedicato ai giudici Saetta e Livatino, magistrati vittime della mafia, presenti le massime autorità locali e provinciali e gli alunni della locale scuola media. A fare gli onori di casa il sindaco della città, Lillo Sferlazza, accompagnato da quello di Canicattì, a tagliare il nastro il prefetto di Agrigento, dottor Nicola Diomede, Monsignor Livatino e la figlia del giudice Saetta, Gabriella, scoperta anche una targa in ricordo dei giudici. La struttura è stata finanziata grazie ai fondi PON Sicurezza Io Gioco Legale per lo sviluppo, obiettivo convergenza 2007-2013, al Fondo Europeo Regionale inserita nel piano a giovani, sicurezza e legalità del Ministero degli Interni. Non moltissimo tempo fa è stata inaugurata una struttura assolutamente analoga a Raffadali. Sono una serie di strutture dedicate allo sport, rivolte ai ragazzi, finanziate dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale, o meglio nell'obiettivo sud, quindi nel meridione d'Italia. Ma niente, una struttura che è rivolta ai ragazzi per praticare dello sport. Lo sport ci aiuta a rispettare le regole, perché bisogna vincere rispettando le regole, e questo può essere ed è sicuramente un ottimo viatico per rispettare le regole crescendo all'interno della società. Quindi ottimo e bellissimo momento, una struttura che sicuramente verrà utilizzata dai ragazzi qui di Castrofilippo, ecco, attraverso questo rispetto delle regole nel gioco, rispetto delle regole nella vita che svolgeranno da grandi. Questa è una struttura che a Castrofilippo mancava, perché non aveva una struttura al chiuso dove poter fare sport. Abbiamo attinto a dei fondi del PON Sicurezza del Ministero dell'Interno e appunto in questa struttura possiamo permettere ai nostri giovani di svolgere le diverse attività, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, quindi un'occasione appunto di socializzazione, di aggregazione, di fare sport, e lo sport per noi significa rispetto delle regole, significa legalità, e quindi a chi, se non i due magistrati che hanno dato la loro vita per il rispetto della legalità, dover intestare questa struttura, e appunto ai magistrati Antonino Saetta e Rosario Livatino. Per non dimenticare una struttura oggi che porta il nome del giudice Livatino. Sì, per non dimenticare non deve significare però il mero ricordo, ma la memoria. La memoria vuol dire l'attualizzazione dell'esempio, della testimonianza del Presidente Saetta, del giudice Livatino. Questo è quello che importa per una società come la nostra, dove i valori ovviamente sono totalmente capovolti, vanno molto più di moda i disvalori. E allora di fronte ad una società così mondanizzata, così tendente a rincorrere l'edonismo e in qualche maniera anche l'egoismo e l'indifferenza, due testimonianze belle come quelle di Saetta e Livatino penso possano dire molto anche non solo ai giovani ma anche a tutti gli uomini e donne di buona volontà, amanti della giustizia e della verità. Fa sempre piacere, dico, per non dimenticare una struttura del genere dedicata al giudice. Sicuramente sì, perché è un ricordo. In questa maniera i giovani si devono ricordare, non devono dimenticare queste figure che hanno sacrificato la vita per il loro dovere. Questo. Una struttura che mancava qui a Castrofilippo. Sì, è un'importante struttura voluta fortemente dalla commissione prefettizia che qualche anno fa ha governato il nostro comune. Io gioco legale, questi sono i ragazzi dell'oratorio Frassati che con i volontari si impegnano a seguirli e a giocare. Prima giocavano all'aria aperta, quindi di sera c'era freddo e ci mancava la luce. Oggi avremo una struttura coperta e quindi avremo modo di poterli fare impegnare e giocare di più, lealmente.